Benvenuti, bentrovati allo Speciale Medicina. Allora, noi trattiamo sempre argomenti che riguardano ovviamente la salute, che riguardano ovviamente noi stessi, i nostri cari e la divulgazione medico-scientifica sempre in primissimo piano, però in realtà non dobbiamo dimenticare che quello che ci sta a cuore è anche la salute dei nostri cari pelosi, che sono i cuccioli domestici, anche non. Quindi la cura della salute sugli animali è un argomento a cui io tengo moltissimo e credo anche voi che ci guardate ed ascoltate attraverso il piccolo schermo. Con noi oggi in studio la dottoressa Carmen Carbone, medico veterinario, con la quale parleremo delle patologie dei nostri amori, diciamolo così, pelosi, perché chi ama gli animali ha capito tutto del mondo, dell'umanità, della sensibilità e di tanta generosità che l'essere umano dovrebbe avere in prima persona. Benvenuta! Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, oggi parleremo di alcune patologie sicuramente batteriche che colpiscono gli animali, che poi possono anche colpire l'uomo. Comunque parliamo dei nostri amici pelosi. Allora, quali sono le patologie che possono anche portare a delle evoluzioni abbastanza gravi o comunque meno gravi se non curate, ma comunque quali sono le patologie di cui ci dobbiamo preoccupare e stare più attenti? Allora, prima tra tutte credo sia da citare la leptospirosi. È una malattia batterica che colpisce principalmente il cane tramite prevalentemente l'urina del topo, per cui una situazione parecchio incontrollabile, appunto per le derattizzazioni che come sappiamo funzionano ben poco, e contagiosa all'uomo tramite appunto il contatto con l'animale infetto. Questo vale principalmente per i nostri animali, per i quali è importante effettuare appunto una vaccinazione periodica. Ogni 6 mesi sarebbe necessario richiamare il vaccino, appunto in modo tale da evitare che il cane possa essere accidentalmente contagiato, soprattutto i cani che stanno in casa. Scusi dottoressa, allora questa vaccinazione dovrebbe avvenire ogni 6 mesi? Ogni 6 mesi. Per tutta la vita del cane? Sì, esatto. Ma il cane domestico ho un poco più attenzione per il cane per esempio che sta in giardino, Certo. dove c'è una campagna, dove ci Certo. possono essere... Ma sono i topi di campagna o i ratti? I ratti, quindi... Sì, è il tipico ratto bruno, quello che, da che si fogna, trova, diciamo, per esatto, quello che intenderci. si trova tipicamente per strada ed essere contagioso. Quindi il rischio è grande, Il non è? rischio è elevato ed è anche sottostimato. Ecco, e allora a questo punto ogni 6 mesi, ecco, questo noi non lo sapevamo, noi pensavamo che si facessero le prime vaccinazioni al cucciolo Sì. e poi alla fine ci fermavamo lì, poi magari c'è un'altra vaccinazione di cui parleremo contro Sì. la leishmaniosi, però ecco, Sì. e questa è un'attenzione, un'accortezza che noi spesso non sappiamo, quindi i padroni degli amici pelosi devono essere educati. Certo, Questo certo, dipende. sin da subito bisogna comunicare che ogni 6 mesi è necessario fare questo richiamo. E allora l'urina, quindi l'urina significa che il cane annusa, lecca, quindi ecco il Esatto, contagio. può Ma nel esserci. cane, soprattutto nel cane, visto che è l'animale più colpito, cosa può provocare, causare la Diciamo leptospirosi? che sì, inizialmente tipici sintomi febbrili, quindi simili influenzali, febbre, un po' di abbattimento. Con l'andare del tempo l'effetto negativo principale è l'insufficienza renale e l'insufficienza epatica. Quindi è abbastanza È grave l'evoluzione. abbastanza Ma grave. nel momento in cui si dovesse passare a questa fase successiva, clinicamente parlando, cioè il cane si salva o va incontro alla morte per insufficienza appunto Dipende renale? appunto dal momento in cui viene effettuata la diagnosi corretta. E questo è abbastanza grave, devo dire. Sì. Ma ci sono, allora, il fatto che possa essere trasmessa all'uomo, io stendo un bello pietoso, spero che questo non accada mai, i sintomi saranno anche questi impegnativi. Sì. Comunque, noi impegniamoci a salvaguardare innanzitutto i nostri pelosi. Ma è soltanto questa una delle patologie da scongiurare o ce ne sono tante altre? Ce ne sono tante altre, chiaramente tutte le infezioni trasmesse da zecca, motivo per il quale è importante vero. fare gli antiparassitari con una certa frequenza e non dimenticarli, anche questo è importante da dire, più che altro per le patologie da zecca che appunto possono essere contagiose anche per l'uomo. Di solito Sì, certo. le zecche possono essere pericolose anche per l'uomo, ahimè.
Assolutamente. E allora, questi antiparassitari di cui parla lei, a che cosa ci riferiamo? Al collarino, ai Ci riferiamo, picchettamenti della sostanza, insomma, sì, antiparassitaria o alle sì, pillole? Perché so che esistono delle compresse. esatto, Ecco, esatto. ma anche queste compresse com'è la storia? Cioè una volta sola e vale per tutte Ci le sono periodo queste a rischio? compresse che possono essere somministrate con cadenza trimestrale e funzionano molto bene per pulci e zecche. Chiaramente per quanto riguarda la leishmaniosi hanno un effetto relativamente repellente, è sempre una patologia quella da trattare in maniera differente, più con gli spot-on che hanno proprio l'effetto repellente nei confronti del flebotomo, che è l'insetto Ok, che è responsabile della malattia. cioè praticamente il flebotomo che contagia, diciamo così, la zecca poi va sul cane, il cane è il vettore, può anche colpire l'uomo, diciamo, la Il ricchezza. Il flebotomo è, flebotomo che cos'è? il flebotomo no, il Non flebotomo è, è responsabile della leishmaniosi. è della La lesmaniosi. zecca è il responsabile di tutte le altre patologie a zecca, tipo Ok. l'erlichiosi o nell'uomo No, no, la... pensavo che la zanzara, No, 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 no. la zecca, il cane, No, non no, è no. questo il passaggio. Semplicemente ci sono degli antiparassitari differenti nei confronti di zecche e pulci nei confronti appunto dei flebotomi, Ok, con effetti con effetti differenti. differenti. E allora, sì, effettivamente molti cani che spesso affetti da lesmaniosi avevano il collarino, Sì, quindi ha detto proprio bene, non sì, sempre c'è un'efficienza sì, da parte di questo farmaco che è contenuto nel sì, collare contro questa maledetta zanzara che in questo caso punge sì. direttamente il cane. E allora, vediamo un po', di rickettsiosi il cane muore? Perché l'uomo può morire di rickettsiosi, se Sì, non viene preso in tempo. sì, dipende chiaramente dal tipo di ricchezza che prende anche l'uomo. Sì, Se prende la tipica ricchettsiosi, la febbre bottonosa del Mediterraneo, sì, diciamo che la comunque tache noire. sì, esatto, è autolimitante nella maggior parte dei casi nelle persone che stanno immunologicamente in maniera normale. Chiaramente la categoria più sensibile degli immunodepressi, bambini, anziani, è più a rischio in quel caso, come per tutte le malattie infettive in generale. Mentre altre patologie come la malattia di Lyme, che può Sì, essere appunto contagiata dalla zecca, che è la stessa che contagia anche l'animale, può essere molto più rischiosa per l'uomo, anche mortale se non diagnosticata, anche perché in umana sono molto sottodiagnosticate queste già, patologie. diciamo che sull'umano un segno, insomma, che ti fa insorgere il sospetto possa trattarsi di rickettsiosi sono le petecchie. Esatto. Le petecchie che non penso che gli animali abbiano, Non questo si hanno le verifica, no? petecchie, È però febbre altissima che sì, non hanno febbre alta anche gli sì, animali, anche desquamazioni che non guariscono, ferite ulcerate che tendono a non guarire e anche quelli sono piccoli segnali di allarme immediati. immediati. Invece parliamo un attimino della lesmaniosi. Allora, il cruccio di ogni persona che possiede e ama un animale e ce l'ha a casa è, ma dalla lesmaniosi, una volta confermata la positività a questo mostro, perché è un mostro, il cane si salva o il cane non si salverà mai? Dipende dalla risposta immunitaria del paziente. Nella maggior parte dei casi, se viene diagnosticata in modo corretto e presto, il cane si salva, viene tenuto chiaramente periodicamente sotto controllo, perché pur sempre è un animale che in un minimo abbassamento delle difese immunitarie può avere una recidiva di malattia, ma nella maggior parte dei casi diciamo che si risolve completamente la sintomatologia. No, ma ci sono dei cani che sono più recettivi nei confronti di questa patologia causata dalla lesmania o è cani meno, diciamo, preposti ad avere l'affezione, l'infezione, il calo delle difese immunitarie, la progressione Sì, della patologia? Perché come noi, cioè tutto, ha detto bene, dipende dal sistema immunologico, sì, però ci sono delle razze che sono più sì. sensibili a questa maledetta infezione. Purtroppo sì, è stato visto ad esempio che alcune razze tendono a mostrare una sintomatologia più violenta, come per esempio i carlini, anche i Doberman hanno una sintomatologia molto violenta, Quindi non sviluppano dei dipende dalla noduli. stazza No, no, dell'animale, non può essere dipende dalla piccolo come stazza. può essere. Poi, quindi il Doberman, Sì, poi... il Doberman mi viene in mente, ad esempio, è una di quelle razze che purtroppo quando contrae la lesmaniosi è difficile da curare
forma anche dei noduli sottocutanei, una sintomatologia più violenta rispetto ad altre razze. Poi chiaramente ormai quasi tutti i cani sono a rischio di contagio, anche perché proprio la nostra provincia è quella a maggiore incidenza in assoluto, in tutta la Sicilia, che già è la regione con maggiore incidenza. Infatti al nord i protocolli terapeutici diciamo che sono dopo consulto con il medico veterinario siciliano, del sud in genere, non soltanto siciliano, perché loro non conoscono molto bene questa patologia, diciamo che è proprio del Mediterraneo, è molto frequente da noi, dalle nostre parti. È ciò che succede a noi per la filariosi, ad esempio, che è una malattia tipica del nord alla quale noi siamo meno abituati. Questo un po' è dovuto anche alle diverse temperature che ci sono tra nord e sud. Infatti è preoccupante adesso che ci stiamo tropicalizzando, o perlomeno forse già lo siamo, e stanno arrivando patologie che noi sconoscevamo, come la dengue, come la dengue ad esempio. Praticamente le zanzare adesso stanno diventando un pericolo per la nostra regione e per il sud in genere. Sono le correnti tropicali che poi dai paesi subtropicali portano anche queste zanzare, come la zanzara tigre, per dire. Come no, ma il problema infatti è che queste patologie nell'uomo o vanno dritto verso la fine poi dei sintomi e tutto passa, oppure possono causare le febbri emorragiche che sono pericolosissime per la vita dell'uomo. E allora, ma contro la leishmaniosi, ecco, cosa c'è da fare? C'è una prevenzione, c'è un modo per evitare? Abbiamo detto che il collarino, insomma, in TV la pubblicità per la commercializzazione dei prodotti dice contro la leishmaniosi, contro ha un certo effetto, ma diciamo che non è tutto quello che si può fare per proteggere il proprio cane. Intanto ovviamente bisogna fare delle visite periodiche sin da quando sono piccoli, testarli da subito, soprattutto adesso qui con questa situazione epidemica che abbiamo nella nostra provincia. Ovviamente dopo averli controllati, intorno ai 6 mesi, in genere si fa il primo controllo, si può iniziare un ciclo vaccinale. Molti chiedono: funziona il vaccino, non funziona? Dottoressa, però diciamo che ancora siamo nello sperimentale, però qualcosa in più si è osservato, che più si vaccina e più si hanno i risultati, però diciamo che insomma è un vaccino con un punto interrogativo che prima era grande, adesso è un po' più piccolo. Certo, è pur sempre comunque un vaccino ricombinante, un vaccino inattivato, non ha ovviamente la leishmania. Sì, esatto, non ha la leishmania all'interno, per cui sono tecnologie che consentono appunto al sistema immunitario di abituarsi alla risposta contro il parassita. Ci sono effetti collaterali? Non ci sono effetti collaterali dimostrati di alcun tipo, almeno prevalentemente si è osservato qualche lieve effetto collaterale, raramente in qualche razza molto piccola di cane, tipo il Chihuahua per dire, ma questo avveniva più con i vecchi vaccini. Con i nuovi vaccini non ci sono effetti collaterali. È chiaro che è utile farlo perché la sintomatologia in un cane vaccinato è decisamente blanda, più gestibile tra l'altro, certo. Ma pure, dottoressa, queste vaccinazioni sono vaccinazioni anche costose, quindi non tutti possono permettersi. Amare un animale prescinde a volte dalle spese poi grosse che tu puoi fare per salvarlo, diventa una fatalità vivere insieme in tutti i sensi, perché diciamo che questo vaccino insomma è un po' costoso. È costoso, ma a fronte dei costi, non è per tutti, ma a fronte dei costi che poi impone purtroppo la terapia, perché purtroppo i farmaci veterinari di scelta sono 2 e sono entrambi molto costosi, non è poi alla fine così costoso. E allora la terapia contro la leishmaniosi, nel caso in cui il cane non fosse vaccinato, eccetera, in che cosa consiste? Sono delle iniezioni o sono delle compresse? Perché la complicanza vera della leishmaniosi qual è? In quale organo? Sicuramente l'insufficienza renale, sì. Prima tra tutte la complicanza maggiore e anche la più ingestibile, dovuta proprio a questo deposito di questi immunocomplessi parassita formati dal parassita stesso con antigeno, anticorpo, si legano, precipitano sui reni e fanno proprio un tappo alla filtrazione, e quella è la cosa più ingestibile in assoluto.
Poi ovviamente ci sono anche tutta l'altra gamma di sintomi cutanei, generali, Perdita di sangue. perdite di sangue dal naso principalmente, è la cosa che si vede di più. Ma non tutti i cani comunque hanno questa No, sintomatologia, no. però è molto frequente. Appunto i cani vaccinati, per esempio, che possono contrarre comunque la patologia, non hanno alcun sintomo, diventano positivi asintomatici. Allora, i cani non parlano, quindi per un medico veterinario, cioè, i medici in genere si fanno raccontare i sintomi, no? Il medico diventa bravo grazie al paziente che racconta i sintomi, ma il Sì. medico veterinario come fa a capire? Solo sulle sintomatologie evidenti oppure ci sono dei particolari accorgimenti durante la visita per capire se un cane è in forma, sta bene, non Sì, ha... certo. Si inizia chiaramente da una visita generale, si controlla tutto, come respira, quanto è la temperatura alta, bassa, tutto, le mucose, se sono rosee, se sono pallide, i linfonodi a volte possono gonfiare, anche nella leishmania per esempio è uno dei sintomi principali. Poi chiaramente dobbiamo affidarci a quello che ci dicono i proprietari. Quello è pure vero. E allora, insomma, praticamente un consiglio ci deve dare dottoressa, perché noi con i nostri cuccioli pelosi a volte non ci sappiamo comportare, anzi siamo molto ansiosi, attenti, però abbiamo paura di sapere se c'è qualcosa. In realtà Sì. un cane va controllato ogni 6 mesi, ogni anno. Sì, l'ideale sarebbe controllarlo ogni 6 mesi per avere proprio la certezza che stia bene e non ci sfugga niente, neanche un minimo particolare che per noi può essere futile, ma magari può darci un'informazione importante a noi veterinari. Questo è vero, ma ogni volta che si porta un cane a visita, un gatto dal medico veterinario, è necessario il prelievo, è necessario il tutto, o basta anche una visita di impatto, ecco così? Sarebbe necessario fare quantomeno un prelievo del sangue, ma potrebbe essere sufficiente anche fare una banale visita generale. Quindi almeno ogni 6 mesi, poi una Certo, volta giusto all'anno, insomma, per vedere se tutto dobbiamo va bene. trattarli come veri elementi Sì. facenti parte della nostra famiglia. Del resto chi adotta un cane, e io sono per le adozioni ovviamente, deve sapere fare i conti con quelli che potrebbero essere i conti futuri, perché un animale si ammala come un essere umano, Certo. e va curato nello stesso identico modo. Amare è incondizionatamente una parola enorme, non è solo il bello di avere il cucciolo a casa, ma anche sapere che può avere Certo, delle siamo noi che problematiche. scegliamo di averlo ed è giusto prendersene cura adeguatamente. E questi sono consigli meravigliosi. E allora, ci sono altre patologie magari a cui dobbiamo stare più attenti, o qualche segnale, qualche allarme per cui non dico correre, ma insomma, ma consultare un medico veterinario che può... Sì, ce ne sono svariate, tantissime. Ma qualcuno appunto per conoscere anche Nei noi. cuccioli, per esempio, potrebbe essere importante guardare sin da subito se hanno sintomi gastroenterici, episodi di vomito, diarrea. Questi sono i primi segni pericolosi per un cane. Può essere una gastroenterite appunto causata dal parvovirus, anche quella molto pericolosa e mortale per i piccoli. Dipende anche quello dal vaccino, insomma. E quelli sono i vaccini proprio... Sono dei quelli cuccioli fondamentali, neonati, ecco, sono quelli fondamentali che devono essere fatti con una cadenza mensile sin da quando sono piccoli, 60 giorni di età. Quindi finché il cucciolo non è vaccinato bisogna fare attenzione a questo, oltre che chiaramente all'alimentazione, anche quello è importante, non dare resti di carne o come no, cibi dottoressa? nostri. No. Allora, dottoressa, allora voi Tutto medici cotto. veterinari, esatto, consigliate, come si chiamano, i croccantini, crocchette? Sì. Allora, con questo tipo di alimentazione il cane sta sempre bene, Sì. ok, ci sto, però ogni tanto, ma lei se lo immagina mangiare noi ogni giorno Ogni questa stessa tanto, cosa? certo Cioè che io sì. mi medesimo, io ogni tanto qualcosa la rifilo, alla mia cagnolina Dipende piscina. da cosa si rifila però, perché Eh. a volte si sbaglia, si pensa di fare del bene, in realtà non si fa. Un po' di pasta ogni La tanto. pasta col sugo, ad esempio, no. No, No, c'è la cipolla è non va bene. tossica per i Non cani. va bene. È tossica però in quantità irrilevanti, Certo. minime, non dovrebbe causare nulla. Minime no, Ah, però un piatto di pasta col La sugo. carne? La carne cotta
certo che La sì. carne cotta, La carne ok. di manzo, la carne di pollo, Anche le tacchino. verdurine, non Se non fa. ci sono allergie correlate, perché anche Ah, lì no. si entra in un altro Un mondo altro mondo infinito. infinito, è vero. Sì. Ma insomma, dico, qualcosa di morbido ogni tanto a questi cagnolini bisognerebbe darlo, anche per Sì. far passare un piacere, insomma, Sì, no? diciamo si può dare la carne di manzo cotta, la carne di pollo cotta, tacchino, il Così. pesce, Il perché riso? no? Il riso, diciamo che ogni non tanto è- si può anche dare. Certo, deve essere tutto bilanciato. Dove si esagera si sbaglia, non dobbiamo sempre. esagerare. Adesso una piccola curiosità personale, Sì. perché io guardo sempre su Instagram i video, i link degli animali perché mi piace tantissimo guardare i cani, quello che fanno. Ultimamente ne vedo tanti di cani a cui danno la torta col cioccolato. Ecco, ma io ho sempre saputo che il cioccolato è assolutamente pericoloso Sì, per i è cani. pericolosissimo. E come mai È questi video velenoso. fanno vedere la torta al cioccolato, il dolce al cioccolato? Questa è una cosa che non riesco a spiegarmi. sì. È una divulgazione sbagliata, peraltro, Sì, no? certo che è una divulgazione sbagliata, sono messaggi sbagliati che arrivano nel modo sbagliato, perché poi Instagram è una piattaforma infinita che Esatto. seguono tutti e tutti pensano "Ah, adesso faccio la torta al mio cane", no? Esatto, infatti io non mi sono fidata. È meglio di no. E allora un'ultima domanda anche per poter dare un messaggio a chi magari non ha gli animali a casa e ha paura degli animali. Ultimamente si sente spesso dire attraverso le TV nazionali che i cani aggrediscono gli uomini, i corso, i pitbull, Terranova, eccetera. Sono cani di stazza, insomma, Sì. mastodontica. E allora, cosa può succedere, dottoressa? La colpa è del branco che si fa forza e sono sempre animali, o la colpa è di come siano stati cresciuti, se hanno dei padroni, dei proprietari, o comunque quanto in realtà dobbiamo diffidare di un cane e se c'è da avere paura di un cane? Sicuramente la verità sta nel mezzo. La colpa è sicuramente c'è un'indole di razza, certi cani sono più aggressivi di altri, questo è vero. Dipende tantissimo da come vengono educati, tanto. Quindi Sin la da colpa è sempre piccoli. dell'uomo. Prevalentemente mi verrebbe da dire di sì. Ci Ma io sono- pensavo che i cani geneticamente avessero l'informazione di non aggredire l'essere umano, perché è stato sempre l'esempio dell'amico dell'uomo, ma proprio a livello ancestrale, Sì. non è? Quindi è strano quando accadono di questi episodi, e ne accadono purtroppo. Gente Purtroppo ne ultimamente è stata accadono. sbranata una Sì. signora dal suo stesso cane, quindi Sì. un momento di follia del cane, no? Sì, dipende anche un po' da come vengono gestiti. A volte purtroppo i proprietari, proprio per troppo voler bene al proprio animale, si fanno quasi sovrastare, no? Dallo Invece stesso. no, Questo dobbiamo non rimanere deve, sempre non deve no. succedere, soprattutto in questi casi, in queste razze che sono purtroppo predisposte a difendersi più violentemente. È come vero che anche i tutti. cagnolini piccoli sono territoriali e Sì, magari abbaiano sì, sì. se tu vai vicino al cibo che hai appena riposto Sì. e sei la mamma, diciamo, umana. È verissimo. È verissimo, non lo fanno per male, no? È No, proprio, no, è proprio un'indole del cane. possiamo No. stare tranquilli Sì, di certo. questo. Bene, allora un consiglio che si sente di dare a chi ci sta ascoltando. Piccolo Prendersi messaggio. cura in maniera scrupolosa del proprio animale, sin da subito, vaccinarlo, fare tutti i trattamenti antiparassitari necessari con cadenza precisa, esatta, fare attenzione all'alimentazione per quanto possibile, non dare cibi nocivi e pericolosi. E tutto qui, Tanta amarli attenzione. incondizionatamente. Esatto, amarli incondizionatamente. Speriamo anche che prima o poi ci possano essere delle ricette che possano agevolare, no? Sì. Una convenzione, insomma, per aiutare Certo. chi non ha delle disponibilità economiche. Ce lo auguriamo tutti, anche noi. in Anche primis, voi, ce certo. lo auguriamo tutti, Certo. perché gli animali ormai fanno parte della nostra vita e li amiamo tanto quanto, eh? Sì. La verità è proprio questa. Magari non dobbiamo umanizzarli troppo, perché dobbiamo rispettare il fatto che siano certo, animali. certamente. Però sono dottoressa non ci riusciamo. Lo so. Va bene, grazie per questo Grazie, messaggio. grazie a voi. Allora dobbiamo stare molto attenti, andare dal medico veterinario spesso, perché la salute dei nostri pelosi, dei nostri amici è importantissima, non dico tanto quanto la nostra, di più. Di più. Grazie a voi. Grazie, grazie e allora appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao. Cold nights and long days. We'll stick together, baby.
of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain.